Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Rimpasto con sorpresa alla regione siciliana. Il presidente Schifani ha nominato 3 assessori coprendo le 2 poltrone vacanti e sostituendo la guida della sanità. Torna in giunta la DC. La Commissione Bilancio del Senato boccia la proroga delle concessioni balneari nelle regioni colpite dal ciclone Harry. Per il MEF non ci sono coperture, protestano le imprese del settore, scelta incomprensibile. Il bancomat rubato e la richiesta di chiarimenti per prelievi non autorizzati come movente dell'omicidio di Giuseppe Florio a Trappitello. Per il delitto e l'occultamento del cadavere sono stati fermati 2 conviventi e una terza donna. La Guardia di Finanza di Catania interrompe una vendita di prodotti falsi in diretta Instagram da un locale nel quartiere San Cristoforo. Sequestrati oltre 1200 articoli e denunciate 2 persone. Catania, incivili deturpano i resti di Torre del Vescovo, l'antica fortezza medievale ridotta in una discarica a cielo aperto sotto lo sguardo attonito dei turisti. Ieri al Massimino a Catania la 18ª edizione di Un Gol per la solidarietà. L'incasso sarà devoluto alla comunità di Niscemi colpita dalla frana. In campo volti noti tra artisti, giornalisti sportivi ed esponenti delle istituzioni. Calcio, 1° maggio in campo per il Palermo che domani riceve il Catanzaro al Barbera, posizioni di classifica già acquisite per entrambe le formazioni. Sarà l'occasione per provare soluzioni tecniche e tattiche in vista dei play-off. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la politica. Ieri rimpasto con sorpresa alla regione siciliana. Il presidente Schifani ha nominato 3 nuovi assessori coprendo le poltrone vacanti, ma anche con una sostituzione, l'ennesima sostituzione alla guida della sanità. Manlio Viola. Alla fine il rimpasto che sembrava rinviato alla prossima settimana è arrivato proprio quando l'attenzione sembrava ormai essere calata alla regione. Il presidente Renato Schifani ha nominato 3 nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orléans. Ma i posti liberi in giunta erano soltanto 2. Per far spazio esce di scena l'assessore tecnico in quota Forza Italia Daniela Faraoni. Entrano in giunta Nuccia Albano in quota DC e torna a occupare il posto all'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro che già ricopriva fino allo scorso novembre. In quota MPA entra Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo. Guiderà l'assessorato alla funzione pubblica e alle autonomie locali. Si coprono così le 2 poltrone vacanti, ma la sorpresa riguarda l'uscita di scena di Daniela Faraoni, assessore tecnico alla sanità, sostituita dall'ex coordinatore regionale di Forza Italia, da poco a sua volta sostituito dal commissario Nino Minardo. Si tratta di Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente di rimunicipalizzata come Lamia e amministratore unico della SAS, uomo di Schifani che va a fare proprio l'assessore alla salute. Che il rimpasto fosse addirittura d'arrivo si era appreso nel primo pomeriggio, ma i nomi che circolavano erano tutti errati, ad eccezione del ritorno di Nuccia Albano. I neoassessori giureranno all'Ars nella prossima seduta utile. E intanto via libera del Senato al cosiddetto decreto Ponte. Con il voto di fiducia l'Aula ha approvato con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto. Ora il provvedimento dovrà passare alla Camera per la conversione in legge che scade il 10 maggio. Ma intanto l'Assemblea ordinaria della società Stretto di Messina ha confermato Pietro Ciucci, amministratore delegato e nominato presidente Maurizio Basile. L'Assemblea ha conferito a Ciucci tutte le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della società. La Commissione Bilancio del Senato ha respinto la proroga delle concessioni balneari proposta dalla Lega. Duro il no del MEF, protestano le imprese del settore. Sentiamo il servizio di Eva Spampinato. Niente proroga alle concessioni balneari nelle aree colpite dal ciclone Harry. La Commissione Bilancio del Senato boccia l'emendamento della Lega al cosiddetto decreto Ponte, che prevedeva di dare maggior tempo ai balneari a cui sta per scadere la concessione demaniale e in particolare a quei gestori di strutture devastate dalla forza di Harry. La proposta, esaminata oggi, aveva già ricevuto il parere contrario del Ministero dell'Economia, decisivo per lo stop in Commissione. La misura puntava a sostenere
mantenere gli stabilimenti danneggiati dagli eventi estremi, come il ciclone Harry per appunto, ma non ha superato il vaglio tecnico-contabile. Dura la reazione del sindacato italiano balneari. Un'altra occasione persa per fare la cosa giusta. Purtroppo non è stata premiata la categoria che ha messo tanto ma tanto impegno per fare in modo che la stagione balneare avesse luogo, ricostruendo le aziende con tutto l'impegno che da decenni i balneari mettono nel proprio lavoro. Il presidente Antonio Capacchione parla di uno stop incomprensibile e immotivato, sostenendo che la proroga non avrebbe richiesto coperture economiche, anzi avrebbe garantito nuove entrate attraverso i canoni. Speriamo che, come del resto ha fatto la Regione Sicilia in questi mesi, il resto della politica e il governo nazionale sappia fare la scelta giusta e dare le garanzie ad una categoria come quella dei balneari, che è realmente un fiore all'occhiello del turismo italiano. In attesa dell'udienza del 14 maggio del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla concessione della spiaggia di Mondello, il Comune di Palermo ha presentato ieri un piano di interventi straordinari per garantire i servizi ai bagnanti. Marco Gullà. Una telenovela che non è ancora arrivata ai titoli di coda. La gestione della spiaggia di Mondello è ancora ferma in un limbo dopo la decisione del presidente del CGA che ha sospeso la revoca della concessione alla italo-belga con udienza definitiva fissata al 14 maggio. La regione ha sospeso i bandi per l'assegnazione dei lotti. Su Mondello è caos giuridico, i tempi sono sempre più stretti ed è fondamentale garantire quantomeno i servizi essenziali per cittadini e turisti. Questa mattina il Comune di Palermo ha infatti presentato il piano straordinario degli interventi per Mondello, che vanno dalla pulizia e manutenzione del litorale ai servizi di pattugliamento, più telecamere di videosorveglianza e servizi per i bagnanti. Noi, come è noto, siamo soggetto giuridicamente estraneo a tutta questa querelle, però il Comune ha delle responsabilità che sono quelle di assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza. Quello dell'Avvocatura dello Stato, ha detto il governatore Schifani, è stato un intervento irrituale. Sulla decisione definitiva prevista per il giorno 14, il sindaco La Galla però non vuole sbilanciarsi. Le sensazioni o i retropensieri non appartengono alla mia cultura e quindi non voglio vedere e sicuramente non vi sarà un conflitto istituzionale all'interno di questo provvedimento. I carabinieri della compagnia di Enna hanno arrestato un 23enne accusato dell'omicidio di Salvatore De Luca, morto lo scorso dicembre all'ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni subite durante un'aggressione che era avvenuta il 3 dicembre a Catena Nuova. Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, la vittima sarebbe stata picchiata brutalmente fino a perdere i sensi. Il presunto responsabile, rintracciato a Lecce, dove si trovava per lavoro, è stato condotto in carcere. Adesso un altro caso, quello che sembrerebbe giunto al capolinea per quanto riguarda movente e responsabilità, il caso dell'omicidio dell'uomo che è stato ritrovato nelle campagne di Castiglione di Sicilia. I prelievi dal suo conto con un bancomat che gli era stato sottratto, una lite, sarebbe questo il movente dell'assassinio di Giuseppe Florio. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Aveva scoperto degli ammanchi sul suo conto, ingenti somme prelevate con il suo bancomat che non trovava da alcune settimane. Per questo Giuseppe Florio, 66 anni, era andato a chiedere conto e ragione di quei prelievi sospetti a quel trio che frequentava assiduamente. 2 donne e un uomo che abitavano a pochi passi da lui a Trappitello, frazione di Taormina. Il chiarimento è diventato lite, quindi aggressione feroce. L'uomo è stato colpito con questo martello e poi gli assassini hanno infierito a coltellate. Qui inizia il film ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ignari dell'occhio che li stava riprendendo, i 3 organizzano il trasporto del cadavere. Avvolto in un sacco e in una trapunta, si vede mentre di notte lo caricano sulla sua stessa auto, una Fiat Panda, e poi lo abbandonano nelle campagne di Castiglione di Sicilia. L'auto viene data alle fiamme.
Tutti i tentativi per depistare le indagini che invece in 48 ore li hanno inchiodati. Giuseppa Carmela Branchino, 50 anni, e il compagno Gaetano Urfalino, di 39 anni, pregiudicato, originario di Palagonia. Sono stati fermati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Un'altra donna, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, è in stato di fermo per il solo occultamento del cadavere. Florio era vedovo e descritto da tutti come una persona tranquilla. Dopo anni di lavoro in albergo era andato in pensione e si occupava soprattutto dell'anziana madre. Gli investigatori hanno scoperto che frequentava abitualmente quella casa di Trappitello, dove probabilmente cercava compagnia. Ad Avola, nel siracusano, la polizia ha chiuso il cerchio attorno a un grave atto di tentata estorsione nei confronti di un noto esercizio commerciale del centro cittadino. Arrestate 2 persone che avevano fatto esplodere la saracinesca del locale. Simona Mazzone. È il 1° febbraio di quest'anno, siamo nel centro cittadino di Avola, in via Cappellini. Prima un movimento sospetto nella notte, poi l'esplosione. La saracinesca di un noto negozio di elettrodomestici va in frantumi. Per quell'atto intimidatorio oggi 2 persone, mandante ed esecutore, sono state arrestate e poste ai domiciliari. Si tratta di 2 uomini del posto di 49 e 44 anni accusati di tentata estorsione per mezzo di un ordigno esplosivo. I 2 sono ritenuti responsabili di questa deflagrazione causata da un ordigno posizionato davanti alla saracinesca del negozio, che ha danneggiato anche la porta d'ingresso e numerosi elettrodomestici all'interno dell'attività commerciale. L'esplosione ha anche coinvolto 3 autovetture in sosta e i vetri delle finestre delle case accanto. I poliziotti del commissariato locale, coordinati dalla procura di Siracusa, attraverso un'attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza cittadine, hanno appurato che a lasciare l'ordigno era stato un uomo a bordo di uno scooter. Ma sono anche riusciti a ricostruire il tragitto percorso dal Centauro e a individuare anche un secondo uomo, il mandante, che ha dato l'incarico di posizionare e innescare l'ordigno. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe offerto all'autore materiale dell'esplosione diverse quantità di droga per sdebitarsi. Per questo al 49enne è contestato anche lo spaccio di stupefacenti. All'origine del gesto potrebbe esserci un credito per lavori edilizi effettuati in passato e vantato dal mandante nei confronti dei titolari del negozio. Andiamo adesso a Catania, dove la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di vendite online di prodotti contraffatti attraverso un profilo social. I responsabili organizzavano dirette streaming per vendere articoli falsi di noti marchi a prezzi scontati proprio durante una diretta social che state vedendo in questo momento. Da una parte appunto la signora che effettua la sua vendita e dall'altra fra poco vedrete invece i militari che sono intervenuti in questo magazzino di San Cristoforo bloccando la signora che mostrava la merce. Si vantava di avere aggirato TikTok, dove veniva costantemente bloccata, per poi continuare su Instagram. I militari hanno sequestrato oltre 1200 prodotti tra borse, abbigliamento e accessori, molti già pronti per la spedizione. 2 persone sono state denunciate per ricettazione e commercio di merce con marchi falsi. Restiamo a Catania. In civili deturpano anche i resti di Torre del Vescovo, l'antica fortezza medievale ridotta in una discarica a cielo aperto. Tonino De Mana. Un monumento al degrado e all'incuria, altro che fortezza medievale, altro che attrazione turistica. Torre del Vescovo, l'unica cosa che attrae sono gli incivili, pronti a scaricare di tutto davanti a quel che resta delle antiche mura poste a difesa della città. Una discarica nel cuore di Catania, in un itinerario turistico che a questo punto dovrebbe essere rivisto per evitare di mostrare simili cartoline. In bella mostra, davanti all'inferriata arrugginita, si notano grosse lastre di vetro, bidoncini, rifiuti di ogni genere e persino un lavandino distrutto. Io sono della Galizia, di una parte della Spagna, e la verità è che mi dispiace vedere così sporco questo monumento. Sollecito e invito il comune a, prendere posizione e comunque riuscire a salvaguardare questi luoghi che abbiamo. Cosa pensano di Catania quando tornano in patria? No, vedendo questa sporcizia poi si fanno un resoconto. Però che resoconto si fanno? Della sporcizia che c'è, però io penso una cosa, che anche loro a volte lasciano delle bottiglie, delle cose in giro. Quindi non è solo colpa dei catanesi? No, anche di loro. Ma il lavandino non ce l'ha messo il turista? No, penso di no.
Storia oltraggiata, memoria dimenticata in una zona altrettanto dimenticata, con la piazzetta trasformata in una giungla dove il verde è soltanto quello incolto di una vegetazione più che spontanea. Dalle 3 della notte un incendio è divampato nello stabilimento Orto Imballaggi sulla strada per Santa Croce Camerina nel territorio di Comiso. Le fiamme, alimentate da materiali presenti in deposito, si sono propagate causando gravi danni alla struttura. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Santa Croce Camerina, Ragusa e Vittoria. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e hanno evitato comunque il coinvolgimento di un autocarro e di una autovettura. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco. Si è svolta al Wonderland di Catania la cerimonia di consegna dell'assegno donato da Banca e Fondazione Mediolanum per le cure dei bambini affetti da malattia oncologica. Orazio Longo. Un maxi assegno da 164.000 euro per il progetto di accompagnamento alla riabilitazione globale in favore dei bambini affetti da malattia oncologica. A sostenere l'associazione Wonderland ETS di Catania, la Fondazione e la Banca Mediolanum. A consegnare l'assegno Sara Doris nell'ambito dell'iniziativa solidale dal titolo Quello che sembra impossibile insieme diventa possibile. L'iniziativa ha trasformato le scelte dei clienti in un gesto solidale con una donazione automatica di 3, 6, 25 oppure 50 euro a seconda del tipo di prodotto sottoscritto. L'anno scorso è stata fatta tutta un'attività di raccolta fondi che poi ha portato alla donazione che ufficialmente celebriamo oggi. Le altre donazioni sono state fatte a favore di 2 altre realtà, la Città della Speranza di Padova che si occupa di oncologia e a Mission Bambini per un intervento all'ospedale di Guarda di Milano sempre riguardo all'oncologia, e quindi ecco, partendo da nord a sud riusciamo ad essere presenti nel territorio. Il progetto prevede la presa in carico globale del bambino con malattia oncologica, sin dalla diagnosi, includendo l'intero nucleo familiare. L'obiettivo è offrire loro un luogo sicuro, Wonderland, dove affrontare insieme la complessità che una diagnosi di cancro in età infantile implica. Viene applicato il primo modello di casa laboratorio con un programma di riabilitazione globale per il bambino, ma anche per i suoi fratelli e per i suoi genitori, metodo premiato con Economie della Fiducia 2019 e che integra psicologia, arte e architettura, offrendo ai piccoli pazienti interventi di arteterapia, riabilitazione e sport. Ieri grande festa allo Stadio Massimino di Catania per la 18ª edizione di Un Gol per la solidarietà. Sentiamo Desiree Ferlito. Una partita che vale più di 3 punti. A Catania torna protagonista con la 18ª edizione Un Gol per la solidarietà, l'evento che ogni anno trasforma il calcio in uno spettacolo di cuore, emozione e partecipazione. Sul terreno di gioco una vera e propria squadra unita da un obiettivo comune, aiutare chi ha più bisogno. E quest'anno il messaggio è ancora più forte. I proventi saranno destinati alle comunità colpite dalla frana di Niscemi. Non abbassiamo la guardia, ci crediamo e vogliamo rialzarci. E laddove c'è qualcuno di noi in difficoltà, il fatto che vi sia un'altra comunità che intervenga a supporto, è chiaro che il beneficio è per la collettività intera. 18 volte che sono qui e per dare una mano. Tu lo sai, la cosa bella di questo evento è questa, quello che tutti quanti ci mettiamo a disposizione quest'anno più che mai per aiutare la Sicilia e per aiutare Niscemi. Accanto al gioco l'emozione di un organizzatore appassionato che sa che ogni gesto, ogni applauso può trasformarsi in un aiuto concreto. Dopo il Covid abbiamo fatto un grandissimo evento e lì abbiamo capito che i ragazzi, la città te lo chiede, quindi cercheremo di farlo nei prossimi anni col consenso e l'appoggio di tutti quelli che ci collaborano. Tra i protagonisti anche l'orgoglio sportivo italiano di chi ha portato il tricolore sul tetto del mondo. E mi auguro che oggi sia una giornata bellissima, perché quello che dà questa giornata è altrettanto bello. In rappresentanza del Catania c'era lui, il fantasista Emanuele Cicerelli. Sono fiero, orgoglioso di rappresentare i miei compagni, che sia una bellissima giornata per tutti. Entusiasta la madrina dell'evento, il volto noto di DAZN Eleonora Incardona. È veramente un'emozione incredibile vedere tutta la città riunita per questo evento meraviglioso e la possibilità di poter fare anche del bene. Niscemi, le immagini sono toccanti, poi io in alcuni posti ho anche suonato. E poi il ricordo commosso di Orazio Russo, a cui è stato dedicato un pensiero speciale, tra applausi e silenzi carichi di emozione.
Adesso ci fermiamo ancora una volta, poi il calcio, inizieremo con il Palermo per il quale già vigilia di campionato. A tra poco. Siamo al calcio e vigilia di campionato per il Palermo che domani, nel giorno del 1° maggio al Barbera, sfiderà il Catanzaro. Entrambe le formazioni sono matematicamente quarta e quinta, dunque sarà l'occasione per provare soluzioni in vista dei play-off. Marco Gullà. Con il quarto posto ormai blindato e la certezza aritmetica di una posizione privilegiata nella griglia degli spareggi, il Palermo si prepara alla sfida contro il Catanzaro in un clima di insolita serenità. Domani al Barbera, nonostante sia il 1° maggio e seppur la gara per la classifica conti poco, ci saranno oltre 30.000 spettatori. Una palestra per entrambe le formazioni in vista dei play-off. Questa volta, al contrario degli anni addietro, il Palermo ci arriva con la consapevolezza di essere favorito e di dover necessariamente fare risultato. Per la sfida di domani alle 15 contro il Catanzaro, Inzaghi potrebbe dare spazio ad un ampio turnover. L'occasione è ghiotta per chi è rimasto finora dietro le quinte o ai margini del progetto. Scalpitano Beresischi e Magnani in difesa, mentre a centrocampo fari puntati su chi, come Gomez, deve dimostrare di poter ancora dare un contributo. Previsti quindi diversi cambi nella formazione iniziale, anche se le scelte definitive matureranno solo a ridosso del match. Occorre valutare chi ha più bisogno di recuperare, tenendo d'occhio anche la sfida con il Venezia della prossima settimana per distribuire al meglio le energie e garantire spazio a tutta la rosa. In avanti Jonsen ha bisogno di minutaggio e dovrebbe prendere il posto di Leduaron. Su Palumbo i dubbi restano, Vasic è in ballottaggio per una maglia da titolare, ma potrebbe anche essere gestito a partita in corso. Poi Ampalo dovrebbe essere confermato, anche se pure per lui è previsto un turno di riposo. Adesso al Catania che lavora in sede prima della partenza per il ritiro di Veronello. L'obiettivo del tecnico Mimmo Toscano è quello di recuperare più giocatori possibili appunto in vista dei play-off. Sentiamo. 20 giorni circa per costruire il Catania da play-off. Archiviata la stagione regolare, i rosazzurri adesso guardano avanti. Da oggi inizia un nuovo campionato, una nuova preparazione che parte in vista poi della prima partita domenica 17 maggio. Dopo qualche giorno di riposo, quindi, Mimmo Toscano ha ripreso contatto con i suoi giocatori, allenamenti in sede da oggi e sino al 4 maggio, poi il trasferimento per una settimana o forse anche di più in ritiro a Veronello. C'è tempo per immergersi nel clima dei play-off, ma neanche troppo. Questi 20 giorni serviranno per ritrovare condizione fisica e brillantezza, curando anche l'aspetto mentale che in partite secche con andata e ritorno conta e come. Testa, cuore, gambe, insomma, per affrontare il momento più importante della stagione. Toscano ha un obiettivo, intanto, quello di recuperare tutti i giocatori che non stanno in condizioni ottimali. Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio, perché con partite ravvicinate in pochi giorni avere tutti a disposizione può essere determinante. Durante il ritiro a Veronello non è nemmeno escluso che il Catania possa disputare qualche amichevole per mantenere il ritmo della partita. L'avversario che affronterà avrà giocato almeno una gara, avrà nelle gambe e nella testa già il clima playoff, quello a cui i rossazzurri dovranno subito adattarsi. Era il nostro ultimo servizio per oggi, vi lascio Emanuela Corsi per la rassegna stampa e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 14. A tutti buona giornata.